Mi sembra di andare in guerra, io non sto più andando al lavoro, la mia famiglia mi vede uscire, mia compagna non dorme più la notte perché è preoccupata, mia figlia è uguale. Abbiamo paura e non sappiamo come difenderci, cioè che cosa succede qua? Che poi io devo difendermi e devo aspettare che mi dà una coltellata per primo per potermi difendere. Così Luca Serpente, dopo la doppia aggressione subita a Capodanno e la sera del 30 dicembre nel suo locale di Mestre, l'Amelia Romana, lungo via Giustizia, tra la stazione dei treni e via Milanese. Il 31 sera arriva qua alle 10:30 circa con un mattone gigantesco in mano, un foratino che viene fermato da dei clienti e costretto a lasciare il mattone fuori perché stava entrando dentro col mattone. Yeah, what? Te ne devi andare, What? te ne devi What? andare. Picchiato da uno sbandato di origine congolese e minacciato insieme ai clienti anche con questo mattone come ripicca per non avergli offerto da bere al banco come preteso invece dall'aggressore. Dove lui comunque mi viene addosso, mi butta giù il telefono, anche lì insomma mi ha procurato delle scoriazioni, delle ecchimosi. Sono andato a farmi refertare all'ospedale di Campo San Piero. Oltre alle botte e minacce, anche i danni alle vetrine del locale infrante la sera del 30. Al rifiuto del proprietario di versargli da bere, lo sbandato, divenuto aggressivo e violento, si è pure sdraiato a terra davanti al ristorante e così ha replicato anche a San Silvestro alla presenza dei 200 clienti, gettando davanti alle porte del locale questo bidone dell'umido. E io sto uscendo con lo spray al peperoncino, veramente sono amareggiato, tanto. Il ristorante di Serpente tra quelli più colpiti dalla raffica di furti a Mestre. È risaputo che qua ha avuto più di 10 fra tentati e non e riusciti, furti, vandalismi, eccetera, eccetera. È la zona e quindi è così. Adesso io e i miei dipendenti hanno paura anche di fare la chiusura. Qua la sera siamo nel Bronx.